L'istruttrice arriva un po' prima di me e mi chiama e mi fa: Dennis, dove hai messo le selle? E gli faccio là, al solito posto. E mi fa: no, qua non ci sono. Faccio: ma neanche la mia? No. E alla fine siamo accorti, hanno rubato 13 selle, tra americani, inglese, selle e finimenti, tutta roba di pregio, di valore in pratica. Ma è successo in 20 anni di attività che ho i cavalli, non è mai successo un furto a casa mia. Il primo a non crederci è stato proprio Dennis Foltran, presidente dell'associazione che gestisce le scuderie La Rosa Bianca in via Longhina Roncade. È qui in aperta campagna che i ladri hanno colpito verosimilmente nel weekend. Le selle si trovavano all'interno del capannone dei cavalli. È stato un furto mirato, hanno scelto con cura la roba, l'attrezzatura da rubare e hanno portato via del materiale importante per noi perché senza selle non possiamo fare il nostro lavoro. Ecco. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che probabilmente incroceranno le immagini delle 11 telecamere presenti in questa strada chiusa dove si trova anche un ripetitore GSM. Foltran qualche sospetto già ce l'ha. Sicuramente gente che conosce il posto, che io ho chiamato sempre amico, gente che ho aiutato magari e che ha pensato bene di tradire la nostra fiducia, la nostra amicizia in pratica. Cioè, sicuramente conoscevano la nostra situazione, sapevano dove mettevamo il materiale, sapevano come agire. In attesa di capire se la refurtiva potrà essere recuperata, dalle scuderie parte un appello. I corsi per i bambini e le attività a sostegno dei disabili devono andare avanti senza intoppi. Se qualcuno vuole aiutarci, cioè se ha una serie di magazzino che non usa o una roba vecchia a casa e può donarcela o prestarcela nell'immediatezza, cioè subito, siamo senza e quindi abbiamo bisogno di lavorare come tutti quanti. Sarebbe stato più brutto che ci avessero rubato i cavalli, però anche le selle sono fondamentali per la nostra attività.